Yes. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti voi che siete qua presenti, buonasera a tutti quelli che ci seguono da casa, sia in tempo reale, in live, sia quelli che poi ci vedranno nel futuro. È stata davvero un'ottima settimana nella presenza del Signore, spero per tutti voi. Ieri sera ho avuto personalmente l'occasione di partecipare a un incontro, a un evento. Siamo stati chiamati noi, la nostra chiesa, per suonare dei salmi a un ritiro, se così possiamo chiamarlo, un weekend che aveva la Chiesa Cattolica su, vicino a Bassano del Grappa, tipo un'ora da qui, scandalosa la distanza. E dico questo, vi porto all'attenzione questo perché è stata davvero un'esperienza stupenda, poter avere così tanti fratelli insieme, cantare per il Signore, salmeggiare per il Signore. È stata davvero una bellissima serata, non vedo l'ora di ripetere un qualcosa del genere, e mi ha ricordato effettivamente della gioia che abbiamo noi del, diciamo, uscire dalla zona di comfort. Perché non possiamo limitare la nostra vita cristiana, la nostra spiritualità, ad essere sempre intorno alle stesse persone? Perché la mia chiesa, la mia famiglia, sì, sono bellissimi concetti, è davvero stupendo una cosa del genere, però dobbiamo ricordarci che chiesa non è solo la Gamove, chiesa non è soltanto il nostro culto domenicale, chiesa non è solo Treviso, magari anche un pochettino Conegliano, Padova, Belluno, no, la chiesa di Dio, Dio è infinito, la chiesa di Dio è in tutto il mondo, perciò il piacere che c'è nell'incontrare fratelli dall'altra parte del mondo, il piacere di andare in un'altra chiesa, di andare in un'altra famiglia, di visitare un'altra casa del Signore e poter trovare quella stessa spiritualità che troviamo dappertutto. È davvero un bellissimo piacere, perciò io vi chiedo per iniziare il vostro culto di alzarvi in piedi già in preparazione del nostro momento di lode e di pregare, perché la preghiera è una delle armi più potenti che abbiamo a nostra disposizione. Perciò in questo momento io vorrei pregare per l'unità, per la fraternità, per la comunione che possiamo avere gli uni verso gli altri. Perché alla fine quello che ci ha accomunati ieri sera non erano le abilità musicali, non erano i bei testi, non era il bellissimo panorama che avevamo a disposizione, ma era Cristo. Noi eravamo tutti là vicini gli uni agli altri per via di Cristo. Perciò preghiamo insieme, sempre grazie a questo Cristo che ci unisce gli uni e gli altri. Padre, noi in questo momento ti vogliamo ringraziare per questa serata, per questa occasione che abbiamo di riunirci insieme ai nostri fratelli. Ti vogliamo ringraziare, Padre, per tutti i nostri fratelli anche lontani, per i nostri fratelli anche di altre chiese. Ti vogliamo ringraziare, Padre, per tutte queste persone che acclamano il tuo santo nome. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire questi nostri incontri, che tu possa benedire la nostra comunione, che tu possa stare insieme a noi. Fai scendere il tuo spirito qui in mezzo a noi, Padre, fallo sentire. Molti di noi già ce l'hanno, ma ti prego, Padre, faccelo sentire dentro i nostri cuori. Permettici, Padre, di vivere questa comunione, di poterci amare così come tu ci hai comandato. Tutto questo ti chiediamo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Perciò sempre spinti da questo spirito di comunione, cantiamo insieme. Ci sono diverse chiese, anche l'ho già visto molte volte nella mia vita, molte persone dire no, ci sei solo tu e Dio in questo momento. No, 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 ci sei tu, il tuo fratello, ok? Perciò in questo momento, se non l'hai ancora fatto, guarda la tua destra, guarda la tua sinistra, salutatevi, datevi una stretta di mano, battete le manine, in modo che possiamo cantare insieme per il Signore. Cadrò nelle valli
oggi, Signore, e per la canzone che abbiamo appena ascoltato, Signore. Grazie per la settimana, Signore, che ci hai fatto passare, e anche nei momenti brutti, ma anche nei momenti belli, Signore. Grazie per esserci ogni giorno, Signore. Amen. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre. Che tu possa pregare in questo momento così al Signore, pregare e dire che né altezza né profondità né ciò che verrà potrai mai separarci dal nostro Signore. Cantiamo. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, vedi il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, vedi il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre. Che noi possiamo ritornare a cantare questa parte, che noi possiamo cantarla ma con tutto il cuore, sapendo ed avendo la certezza che niente e nessuno potrà separarci mai da questo amore immenso, nonostante i nostri errori, nonostante noi cadiamo molte volte, noi nonostante ogni settimana facciamo qualcosa di male, noi ogni settimana spezziamo in qualche modo
il cuore del nostro Signore. Noi pensiamo che siamo perfetti, noi pensiamo che siamo cristiani, che non sbagliamo mai, ma noi sappiamo nel profondo del nostro cuore che noi sbagliamo. Noi molte volte rendiamo triste lo Spirito Santo, noi molte volte rattristiamo il Signore, ed è questa sera che noi vogliamo riconciliarci, riprendere quel posto di amore, riprendere quell'amore eterno, riconciliarci col nostro Dio, richiedere: Signore ti prego perdonami Padre, Signore ti prego voglio di nuovo quell'amore che era come prima, Padre. Cantiamo. Padre, noi ti ringraziamo per questa sera, ti ringraziamo perché noi sappiamo che se uno o due sono riuniti nel tuo nome, Padre, se noi ti chiamiamo, noi sappiamo che tu sei qui. Noi abbiamo la certezza, Padre, che tu sei qui in mezzo a noi, Padre. Ti ringraziamo perché qui ci sono dei cuori che hanno bisogno di te, Padre. Qui ci sono dei cuori che hanno bisogno di essere sanati, Padre. Qui ci sono dei cuori che desiderano rincontrare questo posto, Padre, rincontrare questo amore, rincontrare te, Padre, la tua faccia, la tua chiarezza, Padre. Noi ti ringraziamo per questa sera. Ti ringraziamo per l'amore che ci hai dato in questa settimana, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto nelle nostre vite, Padre, fino ad adesso. Noi ti ringraziamo perché noi sappiamo che tu sarai con noi. Tu sarai con noi in ogni circostanza, anche se al momento noi non ti vediamo, al momento noi stiamo andando avanti, non vediamo i tuoi passi, Padre, ma noi sappiamo che tu sei dietro noi, prendendoti cura di ogni circostanza, prendendoti cura di ogni situazione, Padre. Noi sappiamo che tu sei qui insieme a noi e noi ti ringraziamo per questo incredibile amore. Noi ti ringraziamo, Padre. Cantavi su di me, ecco quanto buono sei con me. Io vivevo ma tu soffiavi vita in me, ecco quanto buono sei con me. Poi travolgente, infinito, audace amore tuo, lascia ancora le 99
per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scaglia ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scaglia ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scaglia ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Oh, ritrato sede infinita, audacia, cuore tuo, lascia ancora le novanta nove per cercare me. Non ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, ritrato sede infinita, audacia, cuore tuo. Grazie Signore per le parole che ci hai appena detto, Signore. Grazie perché tu hai lottato per me quando ero nemico tuo, Signore. Hai scalato ogni montagna per noi e abbattuto ogni barriera, Signore. Grazie per esserci sempre, Signore, per noi. Grazie. Nel nome tuo Gesù. Amen.
Amen. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Ci siete? Amen. Amen. Questa è veramente una gioia, no? Di essere qua. Volevo ringraziare il nome del Signore affinché Lui possa veramente fare la sua opera nelle nostre vite, perché sappiamo che è soltanto attraverso di Lui che possiamo avere proprio questa gioia nella nostra vita. E siccome settimana scorsa, no, stavamo proprio iniziando questo studio del libro di Colossesi, dalla lettera ai Colossesi, scritta da Paolo, chi c'era si ricorda che noi abbiamo visto appunto un po' dalla storia, no, della lettera, e soprattutto di quello che Paolo voleva trattare con quella chiesa. Ho fatto un riassunto esattamente di quello che Paolo voleva trattare, soprattutto un riassunto della chiesa. Vi ho dato quindi quella introduzione e anche di quello che era la lettera. E abbiamo letto fino al versetto 8. Oggi leggeremo quindi e vedremo insieme dal versetto 9 fino al versetto 12. Ok? Quindi apriamo le nostre Bibbie, leggiamo dal versetto 9 fino al versetto 12. Che dice così: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutti in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Preghiamo. Signore, che nel nome di Gesù la tua parola possa essere veramente la differenza nella nostra vita stasera, che la tua parola possa veramente fare la tua volontà nella nostra vita affinché possiamo veramente essere cambiati, possiamo essere veramente ricolmi dello tuo Spirito Santo, affinché possiamo imparare da te e soprattutto quello che vuoi insegnarci questa sera. Nel nome santo di Gesù, amen. Amen. Bene ragazzi, come vi ho detto, no? Settimana scorsa abbiamo visto un po' di quello che era non solo la Chiesa, ma soprattutto dove Paolo ha scritto la lettera, quello che voleva trattare, quello che Paolo ha saputo da Epafra, no? Perché questa Chiesa è stata fondata quindi da Epafra, di quello che abbiamo visto, non da Paolo, ma che Epafra era un suo discepolo, era un suo collaboratore. Quindi di tutto ciò che abbiamo visto settimana scorsa, andiamo a vedere adesso la continuazione di questo capitolo e soprattutto non solo la continuazione, ma di quello che Paolo in teoria, non in teoria ma anche nella pratica, pregava al Signore, cioè ha iniziato con una predica, meglio con una preghiera, e poi ha continuato a fare questa preghiera. All'inizio quindi Paolo usava appunto nella sua preghiera il fatto di ringraziare il Signore. Ringraziare il Signore per cosa? Di quello che abbiamo visto settimana scorsa: la fede, l'amore e la speranza. 3 attributi di una Chiesa che è una Chiesa quindi matura. Abbiamo parlato un po' quindi di maturità, abbiamo parlato della maturità spirituale, di tutto quello che ci vuole per una Chiesa raggiungere quindi a questa maturità, e adesso vedremo quindi non solo il fatto che Paolo ringraziava
no? Per i cristiani a Colosse, ma soprattutto di quello che stava chiedendo a Dio, cioè alle esigenze di quella chiesa e soprattutto di quello che voleva che Dio facesse in mezzo a loro. Quindi, di tutto quello che Paolo, no, predicava, pregava, e di tutto quello che noi abbiamo visto qua, leggiamo il versetto 9 che dice così: anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate raccolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Interessante che quando Paolo dice questa cosa, noi possiamo vedere due situazioni, cioè la prima, Paolo stava pregando appunto affinché loro potessero capire esattamente qual era la volontà di Dio per loro. E quanti di noi magari non abbiamo già fatto questa preghiera, no? Signore, ma qual è la tua volontà per la mia vita? Ma qual è la tua volontà, cioè, per la mia chiesa? Qual è la tua volontà per la mia casa? Ma qual è la tua volontà per tutto quello che magari ho nella mia vita? Qual è la tua volontà? Noi abbiamo già fatto questa preghiera. Noi poi, nella sequenza qua dei versetti, vedremo insieme il fatto, cioè il proposito per cui Paolo stava proprio chiedendo questa cosa a Dio, ma qua abbiamo visto, cioè abbiamo letto che appunto Paolo pregava per questa cosa. E magari tu che sei qua stasera non hai capito ancora qual è la volontà di Dio per la tua vita. Tanti di noi magari chiediamo appunto qual è la volontà di Dio per la nostra vita. E magari tu che mi ascolti adesso e anche quelli che ci seguono da casa non hanno capito ancora qual è la volontà di Dio. Cioè, noi capiamo che Dio ha un proposito specifico per la Chiesa, ha un proposito specifico per la sua parola, per la predica, cioè dalla sua parola, affinché tutti siano veramente raggiunti dalla parola di Dio. Ma individualmente, qual è la volontà di Dio per la nostra vita? Appunto, Paolo scriveva a una Chiesa. Ma se parliamo individualmente, qual è la volontà di Dio per la tua vita? Ma una cosa che noi dobbiamo capire e soprattutto che fa tanta differenza nella nostra vita è un episodio che è successo con Pietro, che si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, che è appunto questa cosa qua che volevo leggere insieme a voi, affinché possiamo quindi approfondire un po' di più qua. Matteo capitolo 16, a partire dal versetto 13, che dice così: poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando, gli disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Fino lì. Quindi, cosa è successo? I discepoli stavano facendo quindi un viaggio insieme a Gesù. Sono arrivati quindi a Cesarea di Filippo e è successo cosa? Gesù ha fatto quindi un sondaggio. Immaginate quindi se in quell'epoca ci fosse l'Instagram, ci fosse magari WhatsApp, sondaggio di Gesù. Chi voi dite che io sia? Magari alcuni risposero: no, tu sei Geremia, come abbiamo visto qua. Però Pietro, sempre lui, che è sempre quello che rispondeva alle domande, che non aveva proprio vergogna di dire niente, rispose: Signore, tu sei il figlio di Dio. Come abbiamo letto qua, la risposta di Pietro è una risposta che noi vediamo sempre da una persona che ha consegnato la sua vita a Gesù Cristo. Di quello che noi vediamo ad esempio in Romani capitolo 10 versetto 9, che Paolo ci dice che affinché noi
Cioè, per essere salvati dobbiamo non solo consegnare la nostra vita, ma confessare con la nostra bocca che Gesù Cristo è il nostro Signore. In quel momento Pietro stava dicendo, tu sei il Signore, io ti riconosco come il Signore, tu sei il Messia. Ed è interessante perché per capire questa cosa qua, dopo andremo nel versetto 12, capiremo un po' di più. Però in quel momento Pietro stava dicendo, io ti riconosco come il Signore della mia vita, io so chi sei. Però tante persone no, usano questo testo qua e magari fanno un'interpretazione un po' diversa e molti credono che la Chiesa è stata proprio edificata su Pietro, perché quando lui dice tu sei Pietro e su questa pietra edificherei la mia Chiesa, Gesù non stava parlando di Pietro, Gesù stava parlando di se stesso. Perché se noi andiamo in questo testo qua e leggiamo ad esempio del greco, cioè dell'originale, c'è un gioco di parole che dice Petrus e Petra. Quindi Gesù stava dicendo tu sei Petrus e su questa Petra, cioè un frammento di Petra, che sei tu, edificherò la mia chiesa, cioè questa chiesa. Quindi Gesù stava parlando di se stesso e quindi stava dicendo Pietro, tu edificherai la mia chiesa, cioè su di me. Io sono il capo della chiesa. Ed è esattamente questo che noi vediamo qua nella lettera ai Colossesi, cioè la riaffermazione, cioè l'affermazione che Gesù Cristo è il capo della Chiesa. Ma non vorrei solo sottolineare questa cosa qua, ma vorrei sottolineare la risposta di Pietro. Perché quando lui riconosce che Gesù Cristo è il Signore, subito dopo cosa Gesù fa? E tu sei Pietro. E questo è importante da capire, perché tanti di noi molte volte chiediamo qual è il nostro proposito, come vi ho detto prima, ma ci dimentichiamo di una cosa. Per capire il nostro proposito dobbiamo capire prima chi è Gesù. Perché Gesù è quello che ci dà direzione, è quello che ci dà proposito. Gesù è quello che ci farà veramente capire quello che noi abbiamo per la nostra vita, perché è impossibile, ragazzi, capire esattamente quello che noi dobbiamo fare senza capire prima chi è Gesù. È impossibile. Perché immaginate, e ho parlato già diverse volte questa cosa qua, ma vi racconto un'altra volta. Quando ho avuto i problemi, no, di paternità col mio papà, era difficile capire qual era il proposito per la mia vita. Perché i genitori, soprattutto il papà, sono quelli responsabili per dare direzione, per dare un proposito alla vita delle persone, soprattutto dei figli. Perché quando tu hai veramente un rapporto con il tuo papà, con i tuoi genitori, è molto più semplice di capire qual è il tuo proposito, perché è lui che ti dà direzione. Quelle magari chiacchierate, no? Che tu hai belle col tuo papà, che lui ti dice così, guarda figliolo, secondo me era meglio che tu andassi in questa direzione, era meglio che tu prendessi questa direzione qua, che tu prendessi questa scelta qua, è meglio così. Nel momento in cui Pietro riconosce Gesù e soprattutto capisce esattamente chi era Gesù, Gesù inizia quindi a dare direzione. Tu sei Pietro, tu sarai un responsabile per la mia chiesa, tu sarai questa persona, tu farai questo, tu farai... Cioè è molto più semplice di capire. E quindi vi lascio questa domanda. Chi è Gesù per voi? È solo quella figura distante? È stato solo un personaggio biblico? Chi è Gesù per voi? O lui è il vostro Salvatore? O lui è il vostro Signore? Chi è Gesù per voi? Pietro l'ha riconosciuto e noi l'abbiamo già riconosciuto. Ed è importante, ed è fondamentale, perché da questo passaggio qua si è sviluppato tutta la Chiesa. È in questo momento qua. E noi possiamo anche vedere, al di fuori della Chiesa protestante, che tante persone credono fino ad ora che la Chiesa è stata proprio fondamentata su Pietro, ma che non è vero. Ma soprattutto vorrei sottolineare questa cosa, dovete capire chi è Gesù nella vostra vita. E questa ansia, cioè questa fretta di capire chi sono, soprattutto è meglio che noi in questo momento facciamo una cosa, facciamo la volontà del Signore, cerchiamo di conoscerlo ancora di più, cerchiamo di fare la sua volontà, cerchiamo di conoscere la Bibbia, di leggere la Bibbia, di fare quello che Lui vuole per la nostra vita, affinché noi possiamo veramente conoscerlo ancora di più e che appunto Lui dopo ci darà una direzione.
Cosa è successo con Abramo? Quando Dio lo ha chiamato, non ha dato subito la direzione, cioè, cosa ha fatto Abramo? Ha creduto, senza sapere dove Dio voleva mandarlo. Quindi tante volte pensate, stiamo preoccupando con delle cose dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare, ma senza capire chi ci sta mandando. È il Signore. Dobbiamo capire chi ci sta mandando, chi ci sta chiedendo questa cosa, che è il nostro Signore. Quindi rafforzo la domanda: chi è Gesù per voi? E da qua possiamo capire. In più, quello che volevo dire è che parlare dell'importanza di questo passaggio e elucidare, no, quello che vedremo alla fine, nel versetto 12, è fondamentale. Perché vi sto dicendo questa cosa? In alcune vertenti teologiche c'è una, diciamo così, che non è il problema che voglio proprio trattare questa sera, ma soprattutto, cioè, dicono che esistono 3 battesimi: il battesimo in Cristo, il battesimo nelle acque e il battesimo nello Spirito Santo. Alcuni vertenti teologici credo che nel momento in cui tu accetti Gesù Cristo come il Signore della tua vita, tu hai già lo Spirito Santo. Alcune vertenti teologiche credono che questo accadrà in un secondo momento. Ma non è questo che io voglio proprio sottolineare qua oggi. Voglio sottolineare che quando Gesù è stato assunto in cieli, lui ha proprio detto che noi avremo il Consolatore, che è lo Spirito Santo. E quindi tutti noi dobbiamo avere proprio questo rapporto con lo Spirito Santo. Tutti noi dobbiamo avere proprio questa voglia di desiderarlo, questa voglia di averlo nella nostra vita. Tutti noi dobbiamo avere lo Spirito Santo nella nostra vita e essere veramente battezzati nello Spirito Santo, perché è questo che fa la differenza nella nostra vita. Però questo noi vedremo dopo. E soprattutto che questa conoscenza deve venire con saggezza e intelligenza spirituale. Perché? Guarda cosa dice qua Paolo. Torniamo là in Colossesi, capitolo 1, nel versetto 9. Dice così: conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Cioè, che cos'è la saggezza? Saggezza è vedere le cose con gli occhi di Dio. E intelligenza che cos'è? È discernere quello che è giusto e quello che è sbagliato. Amen? Mi spiego? Ok. Quindi, saggezza, evito il problema. Intelligenza, ho il problema davanti a me e scelgo quello che è giusto e quello che è sbagliato. La via giusta e la via sbagliata. E perché vi sto dicendo questa cosa? Giobbe, capitolo 1, versetto 1, dice che lui fuggiva il male. E questa settimana ho visto un video molto interessante di un pastore che lui diceva appunto dalla storia di Daniele. Dio ha sopportato Daniele, soprattutto ha chiuso la bocca dei leoni perché Daniele era in un posto in cui non voleva stare. Però se noi con le nostre gambe andiamo nel posto in cui noi vogliamo ma che Dio non vuole, il leone ci morderà. Non è detto che Gesù, soprattutto Dio, cioè la Trinità, Dio, non ci sopporterà oppure non ci proteggerà. Non è questo. Ma se noi rompiamo un principio biblico, cioè diamo l'opportunità, l'occasione del diavolo tentarci, soprattutto creiamo così una breccia nella nostra vita, logicamente che il diavolo farà la sua opera nella nostra vita. Quindi è molto importante che noi abbiamo questa mentalità, cioè di compiere tutti i principi della parola di Dio, affinché il diavolo non abbia nessuna occasione di tentarci. Quindi ricordiamoci, Giobbe fuggiva il male. La nostra generazione è quella che cosa fa? Gioca quel male. Noi stiamo spesso giocando col male, stiamo scherzando col male. No, ma guarda che carino, guarda che bello. No, non dobbiamo fare questa cosa. Noi dobbiamo appunto avere un atteggiamento, soprattutto un comportamento in cui noi diciamo:
io non voglio questa cosa. Io sono cristiano. Il mio comportamento, il mio atteggiamento è un altro. Io ho Gesù nella mia vita. Quindi noi dobbiamo appunto capire questa cosa. E l'altro esempio che volevo fare è, tanti anni ho visto dentro la Chiesa delle persone che volevano prendere dei determinati argomenti e trovare una scusa biblica per fare esattamente quello che volevano fare. No, ma la Bibbia non mi dice che è peccato questa cosa qua, quindi lo posso fare tranquillamente. Ok? Ma quindi, in che senso, cioè, con quale proposito tu praticamente decidi di fare questa cosa? E perché sto dicendo questa cosa qua? Leggiamo Efesini capitolo 5, versetto 18. Che dice così: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Io ho già visto tante persone che usavano questo versetto qua per dire così: vecchio, un bicchiere di vino, una tazza di vino non fa male, cioè la Bibbia non mi condanna. Logicamente che neanche io sono stupido di dirvi che la Bibbia sta condannando la bibita alcolica. Però guarda il consiglio di Paolo: il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Interessante che questo capitolo qua, quando noi intendiamo che Paolo, soprattutto capiamo che Paolo sta parlando a una chiesa, sta dicendo anche dei comportamenti che dobbiamo avere. Se leggiamo il versetto 15, guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi. Lui stava dicendo alla gente così: dovete comportarvi bene, cioè dovete avere proprio un atteggiamento di una persona saggia, di una persona che sia veramente ricolma dello Spirito Santo. Perché? Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. 19. Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Lui sta dicendo così: voi dovete capire che in ogni occasione è l'occasione di parlare del nome del Signore. Se noi guardiamo tutto il contesto qua, lui dice così, che noi dobbiamo approfittare l'occasione per parlare del Signore. Adesso quindi immaginate la situazione: uscite con un amico che non è cristiano, vi sedete alla tavola e nel momento in cui arriva il cameriere tu dici così: Spritz Aperol, Campari, Ugo, è peccato? No, ma è l'occasione che avete di parlare di Gesù a questa persona. Se lei vi vede proprio bevendo questo bicchiere, qual è l'occasione che avete? Cioè, avete proprio approfittato di questa occasione per parlare del Signore? No, io non penso. Ma non è solo il fatto che voi state facendo una cosa che non è peccato, è stare facendo una cosa di cui quella persona che vi sta vedendo non è stata proprio colpita dalla parola del Signore. E soprattutto, quando noi capiamo che l'alcol nella nostra vita cosa fa? Ci porta alla dissolutezza, che è quello che Paolo sta dicendo, cioè una vita sfrenata, che noi non abbiamo più controllo della nostra vita. Ma perché lui quindi sta dicendo di non avere il controllo, ma appunto di lasciare il controllo allo Spirito Santo? Perché è quello che lui dice nel capitolo 8 di Romani, che noi dobbiamo avere la nostra vita, cioè una guida dello Spirito Santo nella nostra vita. Vi ricordate, no, del capitolo? Quelli che tendono alla carne vivranno per la carne, ma quelli che tendono allo Spirito vivranno nello Spirito. Quindi se noi dobbiamo avere lo Spirito Santo nella nostra vita, dobbiamo appunto usare delle situazioni, soprattutto scegliere avere il contatto e un rapporto con lo Spirito Santo. Ma non perché questa cosa non è peccato, ma perché proprio scegliamo Dio e perché questa cosa qua è meglio. Quindi le nostre scelte non sono in base a quello che è giusto o quello che è sbagliato, ma sia a quello che ci porta a vita e quello che ci porta a morte. Quello che ci edifica e quello che non ci edifica. Quindi non voglio qua, ad esempio, dire che questa cosa è peccato, perché non è peccato, ma è meglio.
avere un rapporto con lo Spirito Santo, essere proprio ricolmi dello Spirito Santo, affinché Lui ci possa guidare, affinché tutte quelle persone che sono al nostro intorno possano veramente capire chi è Dio e approfittare ogni occasione, come l'Apostolo Paolo dice qua nella sua lettera agli Efesini. Approfittare ogni occasione. Ogni occasione. E magari tu non lo sai, ma nel momento in cui tu entri in un panificio, tu entri nella tua scuola, quella è l'occasione che Dio ha proprio scelto per te per parlare del suo nome, affinché quella persona sia proprio colpita dallo Spirito Santo. Avere intelligenza di scegliere non quello che è giusto o quello che è sbagliato, ma soprattutto di scegliere quello che mi edifica e quello che non mi edifica. Perché anche guardare una serie TV non è peccato, ma fino a un certo punto, se quello là diventa un vizio, che cosa mi sta edificando? Io non sto avendo proprio quel rapporto con lo Spirito Santo che dovevo avere. Quindi non sono solo le cose sbagliate, ma sono anche quelle cose che non praticamente ci portano ad avere appunto questo rapporto, sai, personalizzato con lo Spirito Santo. E quando l'Apostolo Paolo dice là in Colossesi, torniamo quindi a Colossesi, versetto 10, c'era un proposito di conoscere la volontà di Dio, c'era un proposito. Quando usa questa parola qua, perché, c'era un perché. Guarda cosa dice, perché camminiate in modo degno del Signore. Quindi la preghiera di Paolo era, dovete conoscere la volontà di Dio, ma soprattutto con saggezza e intelligenza, perché camminiate in modo degno. Quindi, perché dobbiamo camminare in modo degno? Non solo per il fatto che dobbiamo avere questo rapporto con lo Spirito Santo, ma perché l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 11 versetto 1 dice così: siate i miei imitatori come io sono di Cristo Gesù. Capitolo 5 di Efesini, quello che abbiamo letto, il primo versetto dice che noi dobbiamo essere imitatori di Dio. Quindi nel momento in cui diamo una risposta, nel momento in cui siamo magari arrabbiati durante un traffico, dentro la macchina, che non diamo una risposta quando siamo arrabbiati alla nostra moglie, quando abbiamo proprio un comportamento, cioè dobbiamo comportarci in maniera degna. Quando Paolo dice così, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacerle in ogni cosa. Quindi in ogni posto che sono, in ogni cosa che faccio, e soprattutto quello che noi vedremo avanti, ogni cosa che faccio devo piacere il Signore. Ma, ribadisco, questo succederà solo quando noi abbiamo appunto un rapporto con lo Spirito Santo. Secondo punto, che lui dice così, portando frutto in ogni opera buona. L'Apostolo Paolo stava dicendo, io prego Signore affinché loro possano portare dei frutti, possano veramente dimostrare che fruttificano. E qual è, diciamo, la cosa principale che noi dobbiamo capire? Che noi dobbiamo fruttificare. Un cristiano deve dare dei frutti. Gesù ha detto in Luca 6, versetto 44, che l'albero sarà conosciuto per i suoi frutti. Ma in quel contesto là, Gesù stava parlando appunto di cosa? Di lamentele, di giudicare. Lui stava parlando appunto di giudicare il fratello. Nel momento in cui io giudico il mio fratello, non sto parlando di lui, ma sto parlando di me stesso. Sono i miei frutti, è la mia lingua, cioè sono le cose che io sto facendo che stanno dicendo esattamente chi sono. Se io dicessi così, se io chiamassi magari un amico e dicessi così, fratello, guarda che io non sopporto più la mia moglie, ma lei è pesante, lei... Questo parlerebbe molto più di me rispetto alla mia moglie, non di lei. Prima perché non era presente e quindi stavo dicendo una cosa senza che fosse presente. Secondo, che parla molto, cioè i miei atti, cioè i miei fatti, parlano molto più alto rispetto a quello che dico. Quindi dobbiamo capire che noi cristiani dobbiamo dare dei frutti.
Un testo anche che noi abbiamo usato nel piccolo gruppo portato da Samuel, Marco capitolo 11, che parlava quindi del fico che è stato essiccato da Gesù Cristo per la sua parola. Quando è arrivato che c'era il fogliame, lui aspettava appunto, sperava appunto che ci fosse del frutto. Nel momento in cui non ha visto il frutto, cosa ha detto? Maledetto sia questo fico. E il giorno dopo, 2 giorni dopo, quando sono ritornati, era essiccato. Quindi non importa se fuori abbiamo un bel aspetto, se fuori sembriamo magari delle persone che sono cristiane, ma dobbiamo dare dei frutti, ragazzi. Servendo, facendo la sua volontà, conoscendo la sua parola, avendo profondità con lui, conoscendo molto di più di quello che Gesù magari è già stato presentato per noi, affinché noi possiamo veramente avere questo rapporto con lui. Terzo punto. Crescendo nella conoscenza di Dio, che è di quello che abbiamo parlato settimana scorsa, cioè avendo profondità. Dobbiamo avere cosa? Maturità. E questo mese, per chi segue più o meno, il ministero di preghiera inizierà quindi a pregare esattamente per questa cosa, affinché la nostra Chiesa, partendo da noi stessi, in primis, cioè crescendo in maniera esponenziale, soprattutto in profondità col Signore, affinché possiamo diventare una Chiesa matura, come questa qua che noi abbiamo letto di Colosse. Quindi essere maturi, cioè crescendo nella conoscenza di Dio. E soprattutto, perché dobbiamo crescere così? Guarda cosa Gesù ha detto, Giovanni capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. L'essenza, cioè il proposito del Vangelo, cioè della salvezza, della vita eterna, parte dal punto che noi dobbiamo conoscere Gesù, conoscere Dio. Quindi essere appunto e avere la vita eterna e conoscere Gesù Cristo parte dal punto che noi dobbiamo conoscere Lui. Gesù ha detto questa cosa qua. Quindi questo è veramente una maniera di spingerci, cioè di capire che se noi abbiamo la vita eterna e che vogliamo la vita eterna, dobbiamo conoscerlo di più. Perché questa è l'essenza del Vangelo. Questa è l'essenza della vita eterna. E il quarto punto, e l'ultimo, versetto 11 dice così: fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. Quarto punto è essere fortificati nel potere di Dio. Una vita, ragazzi, senza il potere di Dio è una vita debole. Ma da dove viene questo potere? Dal nome di Gesù, perché la Bibbia dice che il suo nome ha potere, e del rapporto che abbiamo con Gesù Cristo, perché Lui ha lasciato lo Spirito Santo per noi. E perché vi sto dicendo questa cosa? Vi ricordate di quello che vi ho detto prima? Pietro era già convertito per la sua risposta, ma nel momento in cui ha ricevuto lo Spirito Santo, lui ha iniziato a predicare e soprattutto fare delle cose che prima non aveva fatto, perché aveva lo Spirito Santo. Ma aveva lo Spirito Santo cosa? Dentro di lui. Tu che sei già cristiano, hai la certezza che hai lo Spirito Santo dentro di te, cioè che hai il proprio Dio dentro di te. Noi crediamo nella Trinità, vero? Un unico Dio, ma che si dimostra in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. E qualche giorno fa stavamo parlando a casa appunto di una cosa. Se noi, appena arrivati in cielo, trovassimo magari delle persone del Vecchio Testamento, quale sarebbe la persona in cui volevamo proprio sederci a tavola e magari scambiare qualche parola? Amanda mi ha risposto Davide, se non mi sbaglio. Elia.
Elia, perché ha pregato e per 3 giorni, per 3 anni non ha piovuto. Quindi immaginate, sedersi a tavola con una persona che aveva proprio questa, no, questa intimità. Io magari mi siederei con Abramo e gli chiederei appunto, Abramo, ma veramente tu credevi che Dio avrebbe mandato appunto quello agnello al posto del figlio tuo? Però una domanda sono sicuro che loro farebbero a noi, che era, adesso voglio io farti una domanda, com'era avere il proprio Dio vivendo dentro di te? Perché loro non hanno avuto questa cosa. Noi sì. Nel momento in cui noi siamo stati battezzati dallo Spirito Santo, noi abbiamo Dio dentro di noi. Quello che loro nel Vecchio Testamento non ce l'avevano. Ed era questa la domanda che io sono sicuro che ci farebbe. Quindi noi abbiamo il proprio Dio dentro di noi. E perché noi dobbiamo avere il proprio Dio dentro di noi? Per sopportare le cose che, cioè, con la nostra mente naturale non possiamo sopportare. Guarda cosa Paolo dice nella sequenza. Per essere sempre pazienti e perseveranti. Pazienza con le persone, perseveranti con le situazioni. Provate a immaginare che se io, magari con la testa mia, cioè pensando nella maniera come penso, senza avere il potere del Signore nella mia vita, avrei pazienza di sopportare una persona che magari mi maledice, che magari parla solo male di me, o magari avere perseveranza di fronte a una situazione che magari ho già provato parecchie volte, ma non ci sono nemmeno riuscito. Cioè, questo devo avere il potere del Signore. Soprattutto, guarda cosa dice, ringraziando con gioia. Vabbè avere pazienza, ma con gioia. È quello che abbiamo visto, no, nel libro di Giacomo. Quando lui dice che noi dobbiamo perseverare e appunto avere gioia di essere perseveranti. Ma questo, ragazzi, solo è possibile quando noi abbiamo lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo nella nostra vita. È solo così. Quando l'Apostolo Paolo quindi ha pregato per questa Chiesa, ha detto con la sua gloriosa potenza, la potenza che ha il nome di Gesù, nel suo nome. Ogni cosa, ragazzi, che dobbiamo fare è attraverso il nome di Gesù, chi è il capo della Chiesa. Ma a cosa ci porta veramente la potenza di questo nome? Io ho elencato qua 4 cose. 4 cose che il nome di Gesù ci porta a fare. Il primo, scacciare i demoni. Marco, capitolo 16, versetto 17. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio. Scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove. Secondo punto, per fare miracoli. Atti degli Apostoli, capitolo 3. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci, ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Cristo Gesù, il Nazareno. Alzati e cammina. Per fare miracoli, nel nome di Gesù. Il terzo, per salvare. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.
Il nome di Gesù porta alla salvezza. Il quarto, per pregare. Ogni cristiano che non prega non è un cristiano. Noi dobbiamo avere rapporto con Lui, perché se il proprio Dio è venuto a vivere dentro di noi, non è perché non ha trovato posto per pagare affitto. No, vado a vivere dentro di questa persona qua perché non voglio pagare affitto. No, è perché Lui voleva avere proprio un rapporto con noi. Per pregare. Giovanni 16, 23. Che dice così: in quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Per pregare, ragazzi. Quindi la potenza è nel nome suo, è nel nome di Gesù. Ma noi abbiamo bisogno di questa potenza. Abbiamo bisogno di questa potenza dello Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno. Non solo perché viviamo in giorni mali, cioè giorni in cui si avvicinano appunto il ritorno di Gesù, ma soprattutto per vivere una vita diversa da quella che stiamo vivendo. Gesù, io credo tantissimo, non è venuto soltanto per perdonare i nostri peccati. Se fosse esattamente per questa cosa, la vecchia alleanza serviva ancora. Gesù è venuto per darci qualcosa in più. Non solo il perdono dei peccati, ma qualcosa in più. Lui è venuto per darci lo Spirito Santo, per darci il proprio Dio dentro di noi, il proprio Dio. Amen. Invito il ministero di lode e così finisco qua. E vorrei per finire pregare. Quindi alzatevi in piedi. Potete chiudere i vostri occhi mentre il ministero di lode qua si prepara. Signore, nel nome santo di Gesù, vogliamo ringraziarti, Signore, per questo culto, per questa opportunità e che possiamo, Signore, capire che per avere potenza nella nostra vita dobbiamo avere quindi una conoscenza nel tuo nome. Avere, Signore, la conoscenza della tua parola. La potenza, Signore, non viene su di noi. La potenza, cioè dello Spirito Santo, non abita dentro di noi. Se noi non capiamo, se noi non sappiamo e non conosciamo il Signore Gesù e soprattutto la tua parola. Perché è attraverso la tua parola che tu ci riveli ogni cosa per la nostra vita. Quando hai scelto Abramo per farsi conosciuto, Signore, per dare, Signore, questa rivelazione di chi sei tu, di chi sei, Signore. Io capisco che questa rivelazione è in maniera graduale, ma oggi, Signore, abbiamo te dentro di noi. Abbiamo il Signore dentro di noi. E quindi che la conoscenza, Signore, della tua parola, che la conoscenza, Signore, di chi sei, la conoscenza, Signore, e capire esattamente chi sei, possa darci questa potenza affinché noi possiamo veramente, Signore, avere questa potenza dentro di noi per sopportare le situazioni difficili, per vincere, Signore, le tentazioni e per farci, Signore, più che vincitori, come la tua parola dice, ma solo nel tuo nome. Che attraverso, Signore, il tuo nome possiamo sì avere salvezza, possiamo avere, Signore, autorità, ma non perché noi vogliamo, ma perché noi usiamo il tuo nome, perché il Signore ci ha dato questa delega, che possiamo usare il tuo nome, Signore. Quindi nel nome di Gesù siamo qua per pregare, non come una tradizione, ma perché preghiamo esattamente, perché crediamo che attraverso il tuo sacrificio, Signore, abbiamo questa opportunità di avere il libero accesso, avere, Signore, questo libero accesso nel tuo santo trono, nel nome santo di Gesù.
Nel nome santo di Gesù. Amen. Ancora con i tuoi occhi chiusi, che mentre loro suonano, che tu continui a parlare con Lui. E che non so cosa Lui vuole veramente parlare con te in maniera individuale, ma approfitti questo momento per parlare con Lui. Amen. Perché da Lui grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. Che da Lui grazie e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. Per sempre amen. Profonde ricchezze di conoscenza di Dio. Come il sole sorge di sempre amen. Eccomi qua, ancora. Bene, stasera, quindi
sono pochi avvisi. Per i piccoli gruppi, quindi con le ragazze Amanda, quindi facciamo un gruppo unico, ok? Le ragazze con Amanda. I ragazzi invece, noi facciamo un gruppo su, quindi siamo con Samuel, va bene? Quindi finito qua, possiamo salire. Seconda cosa, secondo avviso, giorno 16, quindi dopo il Ferragosto, noi faremo qui una serata cinema, ok? Quindi cambiamo un po' il programma, facciamo una serata cinema, quindi se tu vuoi venire, quindi sai che il giorno 16 faremo una serata cinema, va bene? Il terzo avviso è che tra un mese più o meno, un mese e mezzo, la Gabù fa un anno, ok? Fa un anno, quindi avremo un culto speciale che sarà il culto dell'amico. Quindi è un compito tuo, tu che sei qua nella Gabù, portare un amico, ok? Quindi faremo una giornata, cioè una serata diversa da quella che siamo abituati, faremo una specie di evento, ma sarà il culto dell'amico. Quindi è un compito tuo, appunto, portare un amico, va bene? Questi sono gli avvisi. Dio vi benedica. Sulle montagne sono sicuro se noi ne troppe favore che ci finché io respiro motivo per però quando stretto e quando prenderò per il sole e quando non ce l'ha è un'arma più di un oro e il grido di lode parlare Gerico finché io respiro motivo per vivo è non riesco a vedere questo solo per te. Sogna risorto che viste la morte, dove al venere, dove al vero, non c'è un altro più grande di te, dove al sovrano, dove al risorto che viste la morte, dove al venere, dove al vero, non c'è un altro più grande di te. Io ti dico